Nasce un comitato spontaneo contro il gassificatore, cittadini pronti a gesti forti. Buonasera e benvenuti a Bassano Notizie. Nasce un comitato spontaneo contro il gassificatore di Cassola, cittadini pronti a gesti forti per fermare il progetto Emanuele Borsatto. Ci siamo assunti l'onere di sensibilizzare, di spingere la gente a incontrarsi e a forzare la mano ai politici perché riescano a impedire una cosa di questo genere. Nasce con questi obiettivi il comitato No al gassificatore per la tutela della salute della gente di Cassola, Rossano e limitrofi. Un centinaio ieri sera i presenti alla prima riunione. Non è il comitato lanciato dal comune di Cassola, 500 le firme già raccolte in municipio, ma contro l'impianto cresce anche la mobilitazione indipendente. La ditta ha legittimo interesse, quindi opera, diciamo, secondo le leggi vigenti, però i veri diritti stanno nella salute dei cittadini. Come chiesto dalle amministrazioni di Cassola e Rossano, entro lunedì il comitato segnalerà alcuni tecnici e legali a cui affidare l'incarico per corroborare i no dei consigli comunali. Le dichiarazioni di buona volontà ci sono, aspettiamo però i fatti. Se non ci sarà una soluzione positiva in questo senso, noi siamo decisi di usare anche il metodo forte, cioè l'occupazione, l'impedimento fisico della realizzazione di questo impianto.